Buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di martedì 3 novembre, prima corsa, un invito che vede soltanto 4 cavalli al via per i ritiri di Zuelgal e di Visipan, lo schieramento 01 MMG, Zaffiro Trio, Zigolo VGL, Zarina York. Questo lo schieramento con Zaffiro Trio favorito in chiusura. Numero 3, Marco Stefani, macchina che accelera, è la velocità iniziale di Zigolo VGL che sorprende tutti e va a condurre in poche battute nei confronti di 01 MMG e di Zaffiro Trio. Più indietro è Zarina York, intanto Zigolo VGL su 01 e Zaffiro Trio dopo 200 metri in 15,2. Partito molto speditamente. Zigolo VGL, superando Zaffiro Trio che è anche completamente sferrato, ma non è riuscito a trovare la giusta velocità in avvio per opporsi a Zigolo VGL e anche 01 MMG gli è rimasto davanti, quindi il quartetto ora procede in fila indiana con Roberto Andreghetti e Zigolo in vantaggio su 01 Zaffiro e Zarina York. 600 in 47,3. A questo punto lascia la corda Zaffiro Trio e sposta, raggiunge il super a 0,1 per cercare l'aggancio con Zigolo che a questo punto accelera, parziale in 15,1 davanti alle tribune con Zigolo in vantaggio, Zaffiro all'esterno alla corda 0,1, poi Zarina York, cavalli che stanno per completare il chilometro, che la testa percorre in 1,17,1, 14,7 la frazione. In vantaggio Zigolo VGL, all'esterno si impegna Zaffiro Trio, più indietro 0,1 MMG con Zarina York in scia, 400 alla conclusione, il parziale in 14,2, con Zigolo VGL che non si lascia per il momento insidiare da Zaffiro Trio che comunque non si dà per vinto, riprova nuovamente a metà dell'ultima curva. Più indietro 0-1 e Zarina York è spostato al suo esterno, completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, Zigolo VGL si presenta in vantaggio, Zaffiro Trio deve essere richiesto, all'interno lo scatto di 0-1 MMG, nel finale Zigolo VGL vince facile, secondo posto per 0-1 MMG che all'interno piega Zaffiro Trio. 1-14-9, 29-2 chiudere dopo 28-9 di penultimo quarto, la vittoria per Zigolo VGL e Roberto Andreghetti. La quota di 2,41 al totalizzatore. Il training di Lorenzo Baldi, vittoria maturata subito in partenza con un lancio perfetto di Zigolo VGL. Conclude quindi nettamente vittorioso, secondo posto per 0-1 MMG che lascia più indietro al terzo, Zaffiro Trio.